No, I'm not a writer. Boh, vedi, adesso sono arrivati anche i zingari, no? Ci siamo pinzati il caffè e adesso andiamo a rimuovere la quiete a Zanini. Vedi? Ah no, eri qua. Che mi hanno aspettato, stavo già iniziando a parlare male di loro. Invece no, mi hanno aspettato. Che gentili. Ciao CP. Ecco, oh, ma neanche l'Alessia mi fa sti effetti qua, proprio. È che vedi, il rischio che ho detto, adesso per carità che Zanini avrà una buona scelta, però ci sono tanti camper da 7 metri adesso, tanti, troppi. Ecco, no? Non avevo neanche filmato il saluto con quei Zanini perché ho detto magari sono timidi, hai capito, magari dopo li mettiamo in imbarazzo, però ho detto intanto noi iniziamo già a guardarci le robe, no? Vedi? A farci male, tanto male. E dopo se c'è qualcosa che ci interessa, se loro sono disponibili, che hanno piacere, vabbè, grazie Fioi. Questo è 7 metri e mezzo, ragazzo. Ci spiegano i modelli che a me interesseranno per il futuro. Qua sai che razza di tavolo da computer che mi faccio io? Cioè io qua farei la falegname, la scrivania a forma di ferro di cavallo e qua in mezzo le sedie, cazzo. Guarda che roba, è un sogno, ho preso USB, stupendo. Guarda che c'è su. Cosa? Due letti. Il basculante. Due. Uno anche dietro di te. Come uno dietro di me? Due basculanti. Guarda qua. Figo. La doccia è però una doccia. Vediamo come funzionano. Vabbè, giustamente. Comunque separata, ma non lo so, bisogna farcela spiegare questo discorso. Occhio. Adesso magari è scuro perché vedi lì fa il giro, ma secondo me un po' di acqua magari gli va anche là nel vatterino. Non cambia che è una figata. Qua il frigo. Curati il frigo. Vediamo. Aspetta perché è tutte ste diavolerie moderne. Eccola. Tanto sì, ma è poco largo e non tanto profondo, è poco profondo. Sì, però insomma bello. Qua almeno hai anche un po' di spazio per metterti la roba. Questo è il camper giusto per te. Ciao mister! Doppia porta, doppi letti basculanti. Troppo lungo, troppo lungo. Allora, qui abbiamo Mirko, il nostro super esperto, che adesso andremo a rompergli le balle a Mirko, però per trovare un qualcosa sui 6 metri. Perché il Zinga non aveva visto un semi-integrale o un motorhome, restando sempre sui 6 metri, un qualcosa con il letto nelle chiappe, il garage. Perché come semi-integrale adesso me ne rimane solo uno da 6 metri. E basta. No, ma vede. Questo qua è il camper giusto per voi altri. C'è anche la cucina che ti viene fuori. Letto che ti viene giù. Sì. Perché il tavolo si abbassa Bello, elettricamente, quindi dietro. il tavolo viene a appoggiarsi sui cuscini Stupendo. sotto. E quindi anche qui davanti abbiamo un letto basculante che arriva all'altezza delle schienali, quindi tu puoi restare seduto sotto. Bellissimo. E poi dietro abbiamo comunque un gavone garage. Sì. È solo elettrico? In caso non funzioni, ti danno in dotazione una chiave che tu infili di lato Sì. e lo comandi Intervieni, manualmente. sì, manualmente. Sì. Ottimo. Quindi volendo lo puoi utilizzare lo Bello, stesso. davvero. Mi piace. Mi piace un sacco. Il salottone a ferro di cavallo e ha questa soluzione particolare per viaggiare, il particolare delle doppie porte lato destro e sinistro, un secondo matrimoniale basculante che scende nella parte anteriore. E questo ce l'hai nelle varie motorizzazioni? 130, Questo lo fanno 150, solo sul Ducato, questo è un 150 cavalli. 150. Visto le dimensioni da 7 metri e mezzo, la motorizzazione giusta. Puoi averlo anche 180? Sì. 2,5? 2-3. 2,3? Molto bello. Sì, una soluzione un po' diversa dal solito, ecco. La piantina è solita, le tante piantine quelle sono. Gira e rigira quelle. Telario? Questo è un Ducato Maxi 35 quintali, ruote da 16. Ha le dimensioni generose però. Il veicolo piccolino è questo qua da 6 metri, disposizione classica però con dei particolari originali. Questo è un veicolo che è molto spazioso, vedi? Zona centrale, cucina, abbiamo il bagno con la saracinesca che chiude praticamente la zona centrale del bagno e poi lo puoi chiudere e il tuo bagno. Allora, questo è un 6,99.
6,94. Questa è una piantina da 6,94 con i due letti gemelli in coda, quindi letti separati con gavone garage e doppio bagno. E curiosità, i letti separati si possono anche unire? Sì, Può diventare allora ti matrimoniale? danno in dotazione già il cuscino che puoi unire i due letti e creare un letto più grande. E poi hai i due vani, quindi il vano doccia nel lato destro con la porta che unisci con la porta del bagno. Qui è la porta che chiudi praticamente dal corridoio e hai tutta la parte centrale, bagno, corridoio e doccia. Bello? Chiudendoti la porta ti ha un bel bagno grande. E qui i due letti gemelli. Quello lì è un 6,70 m della Sun Living, però col letto alla francese, col letto Che basso. adesso dicevamo, adesso vanno praticamente tutti i 7 metri. Sì, la maggior parte sì, 7 metri e poi saltiamo ai 7,40 m, 7,5 m. All'interno infatti abbiamo veicoli da 7,5 m e qualcosa come Challenger da 7 metri. Una bella soluzione anche della Challenger con una zona living molto grande, con il bagno in coda trasversale e gavone garage. Questo è un veicolo comunque da 7,5 m con letto nautico centrale. 7,38, questi poi i furgoni le 6 metri, 6,40, 6 metri, 6 metri. Allora, bello e particolare, che infatti quest'anno ne abbiamo venduti diversi come modello, questo Challenger qua. Il colore è fantastico. Sì, adesso lo vedi anche. Oh, bello chiaro. Questo mi piace molto. Vedi, è una soluzione con un living molto molto grande. Che robe assurde. Ah, forse è quello che ci diceva Ezio prima. Scusa, il dietro non l'ho capito. Qui abbiamo doccia, bagno, con la sua porta saracinesca che Sì. chiudi la zona del bagno, un armadio come a casa Wow! e un gavone garage sotto ecco, con le questo è 3 importante. aperture che puoi aprire in tutti i lati del camper. Un letto basculante che scende dal soffitto da 1,60 m di larghezza, quindi dimensioni di un letto di casa. Wow. Questo letto si abbassa volendo a toccare i cuscini sottostanti, quindi Wow. posso abbassarlo fino alla dinette perché il tavolo si abbassa elettricamente, quindi un bel lettone grande. È un bello oblò panoramico anteriore, 2 finestre laterali grandi, un altro oblò panoramico qui nella parte centrale sopra la cucina. Visto esternamente è un veicolo molto molto luminoso, anche per gli interni chiari, un bel contrasto. Sotto i 2 divani salgono i schienali per 2 sedili fronte marcia, quindi abbiamo dei sedili che si alzano e uno viaggia fronte marcia come un Wow. sedile di macchina. E questo quanto è lungo? Questo è 6,94. Quanti bomboloni verrebbe questo qui? Questo è un veicolo da 61.000 euro. Nuovo? Chiavi in mano, sì. Versione Mageo, quindi su meccanica Ducato 150 con cerchi, vernice metallizzata e più accessori. Frigo da Questo- 150 litri. Questo mi piace da matti, questo qua. Eh. Ripeti, modello e marca modello? Questo è un Challenger Mageo 260. Wow. Questo sì. E anche come gavone è un bel gavone molto grande nella parte posteriore. Guarda come gavone, intanto. E non ha il gradino perché scavalchi là. No, sì, ha il telaio ribassato, quindi è il gradino integrato interno. Meglio. In più... Zazzariera, esatto. porta con chiusura centralizzata, No, beh, buona sta roba. vanno praticamente vanno per una bombola del gas, perché come riscaldamento qua abbiamo il riscaldamento a gasolio, quindi la bombola ti serve solo per il frigorifero e il fornello. Gavone che lo apri in tutti i lati, perché abbiamo un portellone che si spalanca nella parte posteriore e un altro gavone dall'altra parte che si sviluppa fino al tetto del camper, quindi con delle mensole perché la porta lunga dall'altra parte. Ma ci sto in piedi io qua. Dall'altra parte anche ti avanza. Vuoi vedere l'altra parte della fiancata? Qua praticamente è questo gavone che si sviluppa fino al tetto, con le mensole che volendo puoi abbassarle e quindi usarle come vano di stivaggio.
Comodo anche il portellone, soprattutto nella parte posteriore, che tu Certo. quando apri hai le cose proprio frontali nel garage. Quindi hai capito, se la suocera da portare via, la suocera la metti qua, basta alzare questo, te la metti qua in piedi, te stai tranquillo davanti e via. Buono, cazzo. Che capivo. Vanno di ispezione alla parte elettrica e al rifornimento del serbatoio dell'acqua, quindi uno sportello unico dove è raggruppato impianto idrico e impianto elettrico. Ah, quindi per fare l'acqua dovresti Apri il aprire sportello è il tuo tappo di rifornimento invece di avere il classico tappo sulla fiancata. Questa è una meccanica a 150 cavalli, Wow. con anche abbiamo la vernice metallizzata come dotazione in questo, i cerchi in lega, l'SP, il traction control, l'aiuto in discesa, i fari a LED, la tappezzeria in finta pelle, quindi una dotazione completa. E alto? Questo altezza totale 2,89 m, Ah, no. quindi molto vicino al tuo vecchio veicolo, ecco. Ma questi discorsi infiltrazione, cioè le pareti interne di questi camper nuovi sono sempre con legno? Come funziona quei camper nuovi? Qui allora hai intanto 7 anni di garanzia contro le infiltrazioni, Ah. vetro resina nelle pareti, non alluminio, la styrofoam come coibentazione, i regoli perimetrali in estruso di plastica, spessori di pareti e tetto un po' fuori la norma, perché il pavimento è 63,5 mm, pavimento, il tetto è 54 mm e mezzo, quindi hai spessori un po' fuori dalla norma, anche come coibentazione sono molto coibentati. La doccia ha dimensioni quasi come quelle di casa. Ma senza quasi? E anche l'armadio è bello perché l'armadio con tutte quelle mensole interne, questi sono cuscini che ti danno in dotazione per creare il letto matrimoniale anche nella dinette sotto. Quindi tutte quelle mensole lì uno stiva tutta la biancheria che vuole. Tutti quelli che entrano si innamorano subito dei colori, dello spazio, dell'ariosità del veicolo. E te credo. Guarda, voto 10, l'unica cosa, cioè, per me resta il problema del computer, ma ripeto è una cosa soggettiva, nel senso che, sai, con tutti i cavi che ho io, i sub, le casse, 50.000 diavolerie, giustamente ho bisogno di un tavolo fisso, anche perché io qua avrei il male di cavi, capisci? Però d'altro canto il bello di questo camper è il fatto che, vedi, il tavolo si può girare, si può chiudere, per la gente normale, insomma, non per i disgraziati come me che gli è pieni Il tavolo si abbassa elettricamente anche. Dai, Sì. e diventa... Sì, perché posso creare un letto anche nella dinette sotto. Quindi Wow. il tavolo lo apro, va abbassato elettricamente, con i cuscini che ho dentro l'armadio, creo un letto trasversale, un altro matrimoniale. Il basculante questo lo posso fermare dove voglio io, non ho dei step da rispettare. Quindi posso tenerlo all'altezza che sto seduto sotto, quindi una persona può utilizzare la zona giorno e l'altra può dormire. Che poi se un giorno faccio la pazzia, allora mi hai detto questo nuovo viene, 61.000. ok, tipo fra 2 anni secondo te quanto può valere? Usato, Mm. sono veicoli attorno a una cinquantina sicuramente dopo un paio d'anni. Porco cane. Mm. Allora bisogna che metà continuo a risparmiare, metà faccio una rapina, perché sto qua, vai, fai fare del falegname, una bella scrivania fissa qua, ti metti una sedia all'occorrenza per il computer, ti tieni queste per mangiare e per me è perfetto. Deve trovare cose così io adesso fra un paio d'anni voglio andare a girare in tutta l'Europa. Sì. No? O una soluzione così e se no l'unica ho visto come alternativa nuova l'Imer Duo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto tutta la living dietro Sì, e hanno fatto un basculante che scende tantissimo come questo. E E questo qua il servizi, letto, diciamo che è ribaltato, diciamo. Sì, sì, viene giù bassissimo. questo viene, perché il tavolo si Lo abbaccia abbassi, elettricamente e quello lì va a appoggiarsi sui cuscini sotto. Ecco. Quindi Il letto è sempre fatto. è un lettone da 160. Il tavolo si può sei in due.
due, comunque non hai problemi di dire uno dorme l'altro perché vivi assieme. Allora, qua loro farebbero un altro modello ancora, la Challenger, che è il 290, che invece di avere un matrimoniale ha due letti gemelli separati, che posso decidere se abbassare uno, l'altro su, abbassarli tutti e due. Ma questo puoi abbassarlo anche... Sotto i 7 metri. A me piacciono così, cioè non quei corridoi, io non sopporto più i corridoi. Perché se devi viverci dentro, Infatti l'ultimo che abbiamo consegnato a una coppia qua di Pordenone, che loro l'hanno voluto sul Ford e non sul Ducato, e anche loro hanno due cani di statura grande, e prima che aveva il camper col gavone garage, però hanno visto che questo qua, i cani sta là bene, ha detto se voglio stendermi un po' sul divano mi stendo, ha detto intanto noi quando andiamo a dormire assieme che non ho il problema, E poi bello anche questa cosa del tavolo che passi, cioè... sì, che dopo quel tavolo lì tu lo ruoti, lo giri come vuoi, lo metti in qualsiasi posizione. Spostate, devo vedere il bagno. Il bagno E finalmente la piano d'appoggio. ma ti allunga anche là, che te la prolunga che te lo alza. Io non lo tocco. Quindi comunque ti viene un bel bagno. Yuri, qui ti fai tutti i filmatini che vuoi. No, Yuri, qui possiamo mangiare tranquillamente, che di solito da te non si... Qui lavori, Doccia come qui da casa, e l'armadio, e tu che armadio metti? guarda che armadio. E sotto c'è tutto il gavone garage. Per E vivere. il gavone garage bello che è apprezzato, hanno fatto le tre aperture, quindi io ho apertura di qua, apertura nella parte posteriore e un'apertura là perché il gavone si sviluppa fino al soffitto, da quella parte lì. Ma stai scherzando? Sì. Questo è stato uno dei veicoli che noi abbiamo venduto più di tutti quest'anno. Ma sia che giovani e non giovani. Perché, Esatto, no, perché abbiamo per tutte persone comunque di una certa età che sono 50 in venuti, su. per piantine completamente diverse. Quando hanno visto questo si sono ricreduti e hanno preso questo veicolo qua. Intanto non ti dà nessuna forma di restrizione. No, è bello luminoso i colori che adesso lo vediamo dentro qua, quindi se uno lo vede fuori è Posso luminosissimo. dirti una cosa, questo è così, ha tanto spazio che se riuscissero a ricrearlo anche sul furgonato, hai capito? Darebbe un po' di spazio al I furgonato. furgonati. Questa è la versione più corta, quindi da 6 metri, con una piantina simile. La zona giorno viene leggermente più piccola, con il letto non più da 1,60 m ma da 1,40 m. La cucina più piccola, il frigo slim stretto, il bagno sarà un po' più stretto. L'unica cosa è che l'armadio è più piccolo e il gavone è piccolino. E non ci sta la Quindi bici. viene tutto, sì, deve aggiungere il portabici esterno. Quindi quella è la soluzione corta. 6 metri abbiamo anche questa soluzione qua col letto trasversale, col gavone garage, armadio, cucina e bagno unico con il box che chiudi centrale, la semidinette, con la possibilità come option di avere anche un piccolo letto basculante. Bagno unico significa doccia non separata? No, quindi interno hai la porta in plexias che chiudi internamente al vano. Sì. Già qualcosa. Sì, Quindi non bagni- due locali separati, bagni Ok. sempre il piatto doccia, non i mobili Esatto, laterali. perfetto. Mm. E questo cosa serve? Sempre lo stesso, ma c'è un altro modello, 194? 194 è un'altra soluzione. Però solo Ford. Questo lo fanno solo Ford. Poi esiste anche il mansardato, con la stessa identica piantina con la mansarda. Abbiamo perso l'Ezio. Non ho visto di Ezio ha chi te detto, parlava. io occupo il camper. Anche un bel Ma chi te bagno, parlava? però hai Eh, Di chi non ho visto. qua un altro camper veramente da sogno, 6,99 mi dice Mirko, da sogno perché? Perché io sbavo un casino per questo tipo di letto. Il letto ha praticamente le dimensioni da 1,60 m come quello di casa, con i due armadi laterali. Lo puoi alzare e abbassare per aumentare il volume del gavone garage, oppure qui lo alzi solo per accedere al vano, però ha il meccanismo che lo puoi sollevare o abbassare per aumentare il gavone. I due bagni, quindi il bagno con il box doccia dall'altra parte e un basculante che scende davanti. L'altro bagno con il VC lavandino, saracinesca che chiudi il vano bagno. Allora, innanzitutto Mirko ci ha detto una bellissima cosa, che questo qui nuovo viene sui 50.000, precisamente. 54 e 500, Ecco, con il basculante. Prendendolo senza basculante, 1000 euro in meno. l'unico problema, ma è mio, è capire come mettere il computer. Tu sai come ho il mio computer, però a parte quello è la cosa fantastica. Perché? Cioè, tra le chicche veramente che cercavo,
il frigo col congelatore separato, cioè no, non si scherza. Bellissimo, bellissimo, cioè per chi ci vive avere un frigo così come quello di casa, cioè scusa ma ragazzo, guarda che piano cottura, stupendo. Qua la porno area con la porta scorrevole che separi, a me sto letto fa impazzire ragazzo, 2 armadi, è stupendo e hai 2 belle finestre, stupende, veramente belle, vai. 2 belle finestre, ti risvegli, ti guardi il tuo wild. L'unico difetto allora di questo, perché sai che ogni camper che vedo devo trovargli il difetto, no? Allora, il discorso che è 7 metri, come prezzo anche ci siamo, perché poi usato rientrerebbe nel mio budget. E discorso computer, però fammi capire, perché qua è tutto che si sposta. Bello. Mirko, visto che questo mi piace parecchio, ti faccio 2 domande tecniche. Il frigo è trivalente su questo? Sì, sempre trivalente. Ok, quindi con le bombole ovviamente. Questo Sempre una con le bombola o 2 bombole? Una bombola nel suo vano e poi dietro nel gavone hai la possibilità di portarti una seconda bombola. Ok, Però qui come riscaldamento abbiamo il combi della Truma diesel, quindi sia riscaldamento che acqua calda a gasolio. come avere un webasto. Però anche il boiler ti funziona a gasolio. Ah, Quindi qua il gas ti serve solo per il frigo e per il fornello, basta. per il frigo, i fornelli. E seconda cosa, che siccome mi è capitato, no, tu l'avrai visto nelle puntate precedenti, le acque grigie che si ghiacciano. Ha per caso Si il... può ordinare con il serbatoio delle acque grigie isolato, quindi è un optional che ti dà la possibilità di averlo ordinandolo in fabbrica, quindi si risolve quel problema. Meno 20 la resistenza non fa niente. Devi mettere sotto il secchio quei giorni lì. Gli altri veicoli, uscire. i semi-integrali mansardati che sono più alti, allora lì cosa fanno? Come anche su questi, un controserbatoio con l'aria calda. Allora lì non ho problemi. Certo. Tu quando vai a scaricare le acque grigie, le calde. Addirittura gli Adria posso regolare la mandata dell'aria calda sul serbatoio del recupero. Infatti basta lasciarla appena aperta, perché se uno lascia la portata aperta, quando vai a scaricare le acque grigie, le che fuma. Da tanto C'è caldo. differenza? Quindi hai la zona giorno sempre col divano a L, quindi una bella zona giorno abbastanza spaziosa. e qua potrei fare Il la scrivania. basculante che scende davanti in Ok. cabina e nella parte posteriore hai un bel bagno enorme con l'armadio alto, col gavone per le biciclette, vedi Ok. la cucina. Bello. Quanti ne ho fa? Ne abbiamo venduti. Letto, quindi Basculante scende davanti. recupera tutto quello spazio Scende lì. davanti. Itineo FB 650 Nomad, quindi sì, c'è anche scritto proprio le robe. Potete prendere su il È catalogo. una garanzia. Mirko, non ti ricordi l'FB che avevo io? FFB. No, l'ho visto solo in fotografia. Salve. No, ma Meglio. Questa è una soluzione stranissima come veicolo, perché abbiamo un veicolo da 6,30 m, quindi come un furgone. Solo che nella parte anteriore, che è la classica semidinette, dal soffitto ti scendono 2 letti a castello elettrici. no. Questo è per bambini, per famiglia con figli. Nella parte posteriore hai un antro matrimoniale che viene ti giù. scende con una piccola dinettina Due dinette. che puoi creare un lettino piccolo per un bambino piccolo, quindi tu hai praticamente 2 posti anteriori, Riproduciti. 3 posteriori, Vai. il gavone dietro per 2 biciclette che lo puoi regolare in altezza e questo gavone alzi anche tutti questi vani che sono delle tasche portaoggetti, questo si solleva. Cioè, quindi ha 2 dinette con un letto matrimoniale che scende dietro. Quindi là tutte le diavolerie del computer e poi i cavi passano di qua c'è posto il monitor, tastiera e mouse. Figo, e questo quanto verrà? Intanto questo cos'è? Un motorhome che non ho mica Sempre capito. semi-integrali, Semi-integrale. Davvero? Lunghezza? 6,39. 6,39 si potrebbe Dammi un accettare catalogo questo per me. compromesso. Si può scegliere anche su Ford questo? Questo lo fanno Scusa, solo sul Ford. Sul questo. Ducato. No, quel modello lì lo fa solo sul Ford. Una domanda devo fare al Mirko che non l'ho mai capita, ma perché come me tipo va sempre giù nel fuoristrada, no? Dove trovi i sassoni, eccetera. Tra un motorhome e un camper normale, un semi-integrale piuttosto che un mansardato, sotto c'è lo stesso spazio di altezza? Sì, l'unica cosa che può variare è il diametro delle ruote, che se hai le ruote da 16 è più alto. Il motorhome ha un paraurti un po' più basso davanti. Quindi c'è più rischio di Però toccare vedi, sul questo qua, motorhome. le ruote da 16 lo vedi come alto. Ah,
Quindi una ruota più grande sicuramente è più utile Perché mi sembravano molto assettati, diciamo, hai capito? Quindi io andando molto fuori, siccome ho già fatto fuori i semiassi del mio, ho detto figurati con questo. magari questi semiassi qua anche un po' più robusti e più fatti per veicoli So. pesanti. Perché tu pensi, le meccaniche di una volta era il classico furgone che veniva usato per fare l'allestimento di un cassone, Sì. che dopo Come lo il nostro. usavano per un allestimento da camper che Come il viaggia nostro. sempre pieno carico. Il nostro Adesso era le un furgone. meccaniche nuove sono studiate Per quello. per il camper, quindi è tutto freni, semiassi, è tutto telaio, tutto rapportato a un peso superiore. Bene, allora noi ringraziamo Mirko Di Zanini che gli abbiamo fatto perdere un po' di tempo prezioso, ma insomma a buon rendere. Un giorno andrò a rompergli le scatole qua quando sarà l'ora del nuovo camperino. E se è rimasto che appena qualcosa di interessante sui 6 metri mi dà un colpo di telefono e così andiamo bene. di nuovo a rimuovergli un po' la quiete anche qui. Alla prossima!